Buonasera a tutti e grazie innanzitutto all'Associazione Ermea e a Rosanna Plorkin per avermi invitato a questo incontro, dove speriamo di poter dare una qualche visibilità appunto al ruolo della donna nell'antichità. Vi parlerò brevemente di aspetti prettamente archeologici, che sono quelli appunto derivanti dalla ricerca sul campo, soprattutto grazie al contributo della necropoli punica di Vilamar. Quindi andremo ad affrontare un tema molto delicato, che è quello della morte. L'archeologia della morte è un chiamiamolo problema, diciamo è un tema molto delicato per lo studio archeologico, perché a differenza di altri contesti archeologici ci pone delle difficoltà differenti. Infatti, se ad esempio quando andiamo a scavare in abitato o per certi versi anche nei luoghi sacri, troviamo quello che gli antichi ci hanno lasciato direttamente, anche seppure in maniera involontaria. Invece quando andiamo a studiare i contesti funerari, quello che troviamo non è quello che le persone ci hanno voluto lasciare direttamente il più delle volte, ma è soprattutto quello che di quelle persone la loro comunità percepivano. Quindi come ad esempio i parenti del defunto hanno scelto di rappresentare i propri cari, e questo quando noi andiamo a interpretare i contesti che troviamo dobbiamo tenerne conto, perché diciamo oltre al nostro occhio, che è già un'interpretazione di quello che troviamo, c'è anche l'interpretazione che ne hanno fatto proprio gli stessi cari o comunque concittadini o parenti dei defunti. Peraltro si tratta di un argomento che da secoli attanaglia l'uomo, e nonostante il progresso della ricerca, della scienza, continuiamo probabilmente per fortuna a non sapere cosa c'è nella vita ultraterrena, ammesso che esista, per cui immaginiamoci anche per l'uomo del tempo cosa poteva rappresentare il momento della morte. Quello di cui siamo certi è che la sepoltura formale, quindi la scelta di un luogo ben preciso per la sepoltura degli uomini, rappresenta un grande passo per l'umanità, che è quello appunto della scelta di un luogo per il culto dei morti, perché di questo fondamentalmente si tratta. E quindi anche oggi diciamo che almeno da questo punto di vista noi siamo uguali all'uomo antico, perché quello che noi viviamo oggi rispetto alla morte di un nostro parente o di un nostro conoscente, abbiamo la stessa percezione. Pensiamo ad esempio che so, a come vengono percepite le morti premature, oppure le morti tragiche. Ecco, tutte queste cose dovevano succedere anche nell'antichità, e probabilmente in qualche modo qualcuno ha cercato di rappresentarcelo, anche se noi non sempre riusciamo a percepirlo. Vilamar è un piccolo centro della Marmilla, a confine con la Tregenta, in un luogo diciamo molto importante, che divideva proprio lo spazio geografico della Marmilla rispetto a una parte del sud Sardegna, segnato dal Flumini Mannu, che doveva rappresentare una via di comunicazione molto importante. Adesso qui dimenticavo di dire, vedete sulla destra grosso modo la localizzazione delle testimonianze che possiamo ascrivere al periodo punico. Insomma, quelle zone più chiare corrispondono un po' alle zone in cui sono stati effettuati dei ritrovamenti del periodo punico. Lo spazio funerario della necropoli si conosce dagli anni '80, grazie a alcune scoperte fortuite. Poi si fecero alcuni scavi nel 91 e 92 in quell'area più grande che vedete in rosso, che è quella dove scaviamo attualmente, e dove peraltro ha scavato anche Andrina Siddu, che oggi è qui presente a farci un po' da memoria storica. Gli scavi sono ripresi dal 2013 grazie a un progetto di valorizzazione che porta avanti l'amministrazione comunale e attraverso una concessione ministeriale accordata al comune e in collaborazione con l'Università di Sassari. Le tipologie di tombe sono molto varie. Abbiamo sicuramente il fatto che ci fosse un affioramento roccioso in questa zona probabilmente è stato decisivo per la scelta di impiantare la necropoli qua, perché buona parte delle tombe sono di tipo ipogeo, abbastanza simili a quelle di Tuvigedo ad esempio, ma soprattutto a quelle di Senorbi in Monteluna. Abbiamo conoscenza di una cinquantina di tombe scavate sino adesso,
e possiamo stimare che siano stati rinvenuti almeno un centinaio di individui in questa necropoli sinora. Questo chiaramente ci fa subito pensare al fatto che i contesti funerari venissero utilizzati in maniera reiterata. Vedremo alcuni esempi. Vi faccio vedere alcune tombe che certamente appartenevano a individui di sesso femminile. Questo lo possiamo sapere con abbastanza certezza grazie allo studio antropologico che viene svolto da Clizia Murgia, che sta facendo il dottorato all'Università Autonoma di Barcellona proprio sulla popolazione punica di Vilamar, e quindi questo ci fornisce delle informazioni preziosissime. Considerate anche che è difficile fare studi antropologici in tantissimi casi. Diciamo che molto spesso le ossa non si conservano, per cui diciamo noi abbiamo una grande fortuna a Vilamar, che quindi progressivamente, una volta che questo studio verrà effettuato su tutti i resti disponibili, avremo sicuramente dei dati molto importanti, e anche dal piccolo campione che abbiamo studiato sinora abbiamo qualche informazione. Questa è la sepoltura di una donna defunta tra i 35 e i 40 anni, che era stata collocata nel pozzo di discesa di una camera. Vedete, dietro c'è il portello di chiusura della camera, ed evidentemente questa sepoltura è l'ultima che venne deposta in questa tomba. Quindi si tratta appunto di una donna, e la cosa curiosa è che nel suo corredo, che era deposto vicino alla gamba sinistra, si trovavano alcuni recipienti ceramici, tra cui anche un vaso biberon, che è quello che normalmente viene considerato come recipiente di accompagno per le sepolture infantili. Questo diciamo è un fatto un po' curioso, anche se in realtà non sappiamo moltissimo concretamente dell'associazione di questi vasi con le sepolture infantili. Quello che possiamo pensare è che forse in questo contesto si volesse valorizzare forse il ruolo materno di questa donna, quindi potrebbe essere stata una donna che ha avuto tanti figli, oppure magari potrebbe aver lasciato un bambino molto piccolo quando se n'è andata. Insomma, noi possiamo un po', diciamo, tra virgolette, fantasticare, però sono comunque cose possibili. E oltre a questo aveva anche una moneta alla bocca che accompagna spesso le donne, tra le donne, sia gli uomini, le sepolture tra l'età tardopunica e romana. All'interno di questa camera invece è una situazione molto complessa, in questo caso almeno in apparenza dominata dagli uomini. Vedete qui, questa è insomma la situazione messa in luce con i resti di una sepoltura al centro della camera, e sulla sinistra una sistemazione con un ricco corredo che accompagnava due urne cinerarie che vedete anche in alto a destra. Dell'interno della camera sappiamo che c'erano sicuramente 3 adulti in origine, tutti di sesso maschile, i resti di 2 subadulti rinvenuti soltanto parzialmente e di sesso indeterminabile, e poi i resti di 4 urne cinerarie, di cui sicuramente una appartenuta a un individuo maschile. Un'altra tomba che ha restituito sepolture femminili è la tomba 12, questo è l'ultimo allestimento della camera che nel corso del tempo ha ospitato più sepolture. Vedete anche in questo caso una donna morta abbastanza giovane, tra i 20 e i 25 anni, accompagnata da un ricchissimo corredo costituito da molti elementi vascolari, ma anche di ornamenti personali, alcune monete, un anello in argento e un amuleto che rappresenta Horus. Sotto questa donna si trovavano i resti di altre 2 donne, una deceduta tra i 45 e i 60 anni e una tra i 20 e i 30. In questo caso abbiamo scarse conoscenze sui corredi originari, perché a Vilamar, quando venivano riutilizzati i contesti funerari, i precedenti venivano quasi sempre sconvolti. Ad ogni modo ipotizziamo che almeno i vasi che vedete nel disegno e nella foto possano essere appartenuti a queste originarie sepolture femminili. La cosa più interessante è che sul fondo della camera, molto piccola, i primi occupanti di questa tomba erano 2 neonati, quindi 2 bambini che sono morti tra un mese e un mese e mezzo di vita. Probabilmente una bambina, diciamo probabilmente perché sui bambini è molto difficile stabilire il sesso con esattezza, per cui questo rimane nel campo delle ipotesi. La cosa ancora più interessante è che insieme a questi neonati probabilmente erano stati deposti anche dei resti di cani e di ovicaprini, e questo è un dato molto interessante per la ricostruzione della ritualità funeraria
soprattutto legata alla prima infanzia. Questa è una delle due testimonianze che abbiamo a Villamar della presenza dei cani e degli ovicaprini nello stesso contesto in cui si trovano anche i neonati, e cercheremo di capire se questa cosa proprio fa parte di un'abitudine rituale non soltanto di Villamar ma anche di altri contesti che invece purtroppo non possiamo analizzare pienamente. All'interno poi del pozzo di accesso di questa tomba sono stati rinvenuti numerosi altri resti scheletrici appartenenti anche a soggetti di sesso maschile. Un'altra tomba interessante da cui provengono sia uomini e donne è questa, una fossa coperta, chiusa con una discarica superficiale di altre ossa e resti di corredi. L'ultima sepoltura all'interno della fossa era questa, quindi appartenente a una donna di 35-45 anni circa. Anche qui vedete un corredo abbastanza ricco con 2 attingitoi e altre forme da mensa, quindi che dovevano probabilmente accompagnare la defunta nella sua vita ultraterrena. Un altro caso con sepolture femminili è la tromba 35 con un'altra discarica sopra la copertura di lastre della fossa. Sicuramente tra questi scheletri che abbiamo rinvenuto c'erano anche delle donne, come ci indicano almeno i 2 orecchini che vedete in basso sulla destra, 2 orecchini bronzei, e all'interno della fossa vedete l'ultima sepoltura, la più superficiale, era ancora una volta una sepoltura femminile, vedete con tutto un corredo vascolare appartenente a una donna di circa 50 anni. Sotto poi queste sepolture ce n'erano altre di sesso maschile, sì, sotto. Brevemente, questa è la tomba 16 di cui vi accennavo prima per la questione dei subadulti. Anche qui abbiamo una tomba a camera con addirittura 26 inumati, di cui 8 deceduti in età fetale. Anche qui abbiamo 2 urne cinerarie che sono quelle indicate dal cerchio rosso, che invece ci raccontano di una ritualità funeraria un po' più tarda, quindi di epoca ellenistica, quindi di una nuova forse concezione anche soprattutto del rituale funerario, perché diciamo si usa l'incinerazione anziché l'inumazione. In tanti casi l'incinerazione è accompagnata da corredi abbastanza scarni, quindi molte volte addirittura inesistenti come in questo caso. Quindi queste erano le 2 anfore in cui erano contenuti i resti di 2 donne, di cui una probabilmente è morta in età piuttosto giovane. Vedete qui i resti delle loro ossa bruciate. All'interno sempre della stessa camera un'altra sepoltura femminile che era l'ultima inumazione, quindi precedente a questi 2 che abbiamo visto prima, una donna che poteva avere tra i 35 e i 45 anni, diciamo in un contesto di una tomba che comincia a rivelarsi un po' forse una tomba collettiva di un certo gruppo sociale. Abbiamo delle analisi genetiche, poi magari se c'è modo ne parliamo. La cosa interessante è che questa donna per esempio aveva un discreto sviluppo del sistema muscolare, soprattutto negli arti inferiori, aveva alcune patologie nel femore che possono essere ricondotte a deficienze nutrizionali oppure a stress motori e frequenti posizioni di squatting che evidentemente ci fanno capire che era una donna che lavorava tanto. Ecco, qui diciamo che qui non abbiamo grosse distinzioni tra elementi maschili ed elementi femminili, almeno da questo punto di vista. Quindi vi faccio vedere giusto 2 tombe maschili per capire un minimo, per quello che possiamo dire sino adesso, delle differenziazioni del trattamento nel momento della sepoltura. Vedete qua una sepoltura maschile con 2 semplici attingitoi collocati presso il petto. Un'altra tomba maschile, questa molto significativa perché sicuramente era di un personaggio eminente, e questo ce l'ha detto lo studio antropologico, perché si trattava probabilmente di un personaggio impegnato in ambito amministrativo. Io ho pensato che siccome aveva delle patologie legate all'uso frequente del cavallo, ho immaginato che si potesse trattare o di un addetto a un servizio di posta o comunque di una persona appunto impegnata in ambito amministrativo che forse si muoveva tra i vari centri del territorio per mettere in comunicazione le varie istanze politiche, commerciali, eccetera. La cosa curiosa è che questo personaggio, di cui la sepoltura non è mai stata violata, aveva un corredo relativamente scarso, quindi con 2 brocche e 2 monete,
mentre anche per esempio lo studio della dentatura e anche della muscolatura ci fa pensare che si trattasse di un personaggio dalla condizione sociale abbastanza elevata. Quindi sulla base di quello che abbiamo visto adesso ipotizziamo che altre tombe potrebbero essere sempre femminili, anche se non abbiamo certezze. In questo caso si tratta di una bambina probabilmente, morta verso i 4 anni. Vedete un ricchissimo corredo con numerosi amuleti, monete, vaghi di collana e anche una ciprea, che è una conchiglia che ha la forma che richiama particolarmente la sfera della sessualità. Un'altra tomba che potrebbe essere femminile, ma anche qui aspettiamo lo studio antropologico, è questa, la tomba 13. Anche qui vedete alcuni elementi di corredo che fanno pensare sempre alla fertilità, come un fallo e anche la mano che fa le fiche, che è sempre un simbolo portafortuna, oppure quest'altra che è la tomba 15 con alcuni elementi anche di ornamento personale che possono essere ricondotti a soggetti femminili. Quindi per fare un po' il punto della situazione, quello che sappiamo attualmente, soprattutto dallo studio dei crani condotto sinora nella necropoli punica di Vilamar, è che ad esempio soprattutto le donne erano soggette alle carie. Quindi questo un po' se vogliamo non ci stupisce, perché le donne, essendo soggette a gravidanze plurime, immaginatevi nell'antichità ancora più che oggi, sicuramente senza gli integratori che vengono somministrati attualmente alle donne in attesa, e quindi sicuramente accumulavano nel corso della loro vita anche delle deficienze, soprattutto di calcio, per appunto sostentare la loro maternità. E quindi infatti l'85% delle donne è soggetta a carie, e invece nel caso degli uomini soltanto il 58%. Invece in altri casi le altre patologie individuate non sono particolarmente connotanti a livello, diciamo, sessuale, ma coinvolgono sia donne che uomini. Ad ogni modo possiamo rilevare in generale tutti elementi comunque di una comunità piuttosto impegnata nel lavoro quotidiano, e anche soprattutto nel caso dei subadulti vediamo invece l'incidenza della criborbitalia, che è una patologia molto comune nei bambini, soprattutto in età antica, che potrebbe essere derivata per esempio da una dieta ferropriva, oppure da malnutrizioni, infiammazioni, contatto stretto con animali, cause genetiche, scarsa igiene. Quindi comunque immaginiamo cose abbastanza normali per l'epoca di cui stiamo parlando. Quindi quello che possiamo dire sino adesso di questa necropoli di Vilamar è che si trattava senz'altro di una società composita, dove si sono unite e integrate varie istanze culturali. Ad esempio sappiamo della presenza di elementi di origine nordafricana. Vedete sulla destra il cranio di una donna subsahariana proprio di colore. Adesso abbiamo anche la conferma, grazie allo studio genetico, della provenienza dal Nord Africa di questa donna, insieme ad altri elementi seppelliti nella stessa tomba. Quindi sicuramente in questo contesto si unirono vari elementi culturali, sicuramente anche di origine indigena, sarda vera e propria. La cosa appunto che vi dicevo prima, sia gli uomini che le donne erano impegnate in maniera abbastanza simile nei lavori quotidiani, quindi nel carico dei pesi, nello sviluppo muscolare. Abbiamo tutti, diciamo, situazioni piuttosto simili. Una cosa che ci sembra di poter dire è che forse la morte delle donne era più sentita rispetto a quella degli uomini, o forse semplicemente si aveva la necessità di accompagnare le sepolture delle donne a tutta una serie di oggetti che forse le donne stesse portavano in vita e che quindi dovevano accompagnarle nella vita ultraterrena. Una cosa interessante, anche questa un po' in divenire grazie al progresso delle nostre ricerche, è che riguarda lo svezzamento dei bambini. Ad esempio un campione che è stato preso dalla nostra necropoli praticamente ci dice che questi 6 bambini che sono stati analizzati non sono 6 bambini, sono 2 bambini e 4 adulti, però in tutti si conserva, diciamo, la storia dell'alimentazione nei denti, e quindi praticamente è stato possibile determinare che lo svezzamento dei bambini si completava tra i 4 e i 5 anni. Io credo che questa sia una cosa importante anche per capire l'impegno della donna nel mantenimento e nella cura della famiglia. Quindi mi pare facile ipotizzare che la donna avesse sicuramente un ruolo molto importante in questo senso,
in quanto in qualche modo garante della crescita della prole, che era quello che garantiva la prosecuzione della famiglia. Questo è un po' quello che possiamo sintetizzare sino adesso, ancora apparentemente poco, ma sono già dei piccoli tasselli che cominciano a raccontarci anche di una società in cui esistevano ed erano molto importanti le donne. Io ho concluso, vi invito, se vi va, a seguirci nelle nostre pagine social con cui cerchiamo di divulgare anche le nostre scoperte e le nostre attività. Vi ringrazio per l'attenzione. Thank you.